Buongiorno e ben ritrovati con una nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura. Oggi parleremo di acquacoltura. L'occasione ci è data da un interessante webinar che si terrà venerdì 27 novembre alle ore 17:30 sulla piattaforma Zoom. Si tratta di un corso di alta formazione promosso dall'Osservatorio del diritto agroalimentare e vitivinicolo, che vede tra l'altro anche il patrocinio della Regione Veneto. E oggi abbiamo proprio ospite qui con noi e ringraziamo l'avvocato Elena Zennaro, che è la coordinatrice per il Veneto dell'Osservatorio agroalimentare e vitivinicolo, o meglio, Osservatorio del diritto agroalimentare e vitivinicolo. Buongiorno intanto e grazie per essere qui con noi, e le chiedo immediatamente perché un webinar sulle normative dell'acquacoltura. Buongiorno a tutti e grazie di avermi ospitato. Il corso è stato fortemente voluto dall'Osservatorio, in particolare la delegazione del Veneto, proprio perché secondo noi è un tema di stretta attualità. Negli anni abbiamo visto come l'Unione Europea abbia sempre inciso sulla pesca e soprattutto ha sempre sollecitato la riduzione dello sforzo di pesca in favore dell'acquacoltura. Questo negli anni si è accentuato sempre di più, infatti stiamo notando che sta promuovendo, sta cercando di approvare dei bandi e quindi dei fondi destinati al settore e quindi ci sembrava giusto andare a creare una nuova classe dirigente, di imprenditori, di professionisti che sappiano poi sfruttare le opportunità che arriveranno nei prossimi mesi. Quindi innanzitutto le chiedo a chi quindi si rivolge questo webinar? È un webinar per avvocati, perché ovviamente si tratta di normativa, ma è anche un webinar per i produttori, per tecnici informatici, per periti chimici, perché sono tutte figure che si rendono indispensabili nell'acquacoltura, nella creazione di un prodotto che poi viene immesso nel mercato. Quindi, sì, quindi lei diceva, faceva riferimento all'Unione Europea che sempre più con le sue politiche per la pesca sta, come dire, sollecita come dire, a ridurre gli sforzi di pesca e orientarsi di più verso l'acquacoltura. Cos'è che manca sotto il profilo normativo per centrare questo obiettivo in Italia e nel Veneto? Non è tanto una questione di mancanza. Fortunatamente abbiamo un'ottima normativa sviluppata anche attraverso le linee guida regionali. Quello che serve in questo momento è rafforzarne la conoscenza e per noi diffondere un modello di, se vogliamo, business e di qualità veneta, tipicamente veneta, a il resto d'Italia. A proposito di Veneto, noi abbiamo anche una DOP, e stiamo parlando quindi delle cozze di Scardovari, quindi un prodotto già riconosciuto da quindi con una denominazione europea, ma quanto è importante il brand per un prodotto di acquacoltura? Viviamo in un'epoca dove il brand, il marketing è molto importante. Ritengo però che sia fondamentale appunto lavorare su un concetto di qualità. Prima del brand, prima del nome ci deve essere, quando parliamo di alimenti, la qualità della produzione. Il Veneto è rinomato per questo. Lei opportunamente ha citato Scardovari con le sue cozze e le La ostriche. mitilla di Pellestrina. Esatto, ma abbiamo anche una mitilla pellestrina, un ottimo prodotto, tra cui che sarà citato, ne parleremo anche al nostro webinar perché ha saputo passare da
food commodity, quindi da un prodotto, se vogliamo, generico, ad un prodotto di qualità che si distingue rispetto agli altri, ma lo fa come? Tramite l'esaltazione delle tecniche di produzione. Certo. Senta, a proposito di qualità, l'Italia importa prodotti di acquacoltura, in particolare dalla Spagna e dalla Grecia. Sì. Se ci riferiamo alla qualità, com'è la qualità di questi prodotti che arrivano in Italia? Allora, mi piace questa domanda perché mi piace proprio riuscire a fare un po' di chiarezza. L'estate scorsa è uscito un giorno un articolo molto preoccupante su delle cozze greche arrivate a Taranto che ovviamente ha destato un po' di preoccupazione per i consumatori. Allora, il problema dell'importare non è il fatto che importiamo, mi passi il termine, robaccia, perché comunque bisogna considerare il fatto che la normativa di riferimento per tutta l'Unione Europea è uguale. Noi abbiamo una normativa data dai regolamenti, principalmente l'853 e l'854 del 2004. Poi è vero che noi in Italia abbiamo anche introdotto delle linee guida nazionali di cui all'intesa Stato-Regioni del luglio del 2010, quindi abbiamo un'ulteriore precisazione, un'ulteriore delimitazione. Ciò che però è importante quando andiamo ad importare per sapere che è un prodotto di qualità è proprio la tracciabilità. Ad esempio a Taranto il problema era la mancanza di tracciabilità, cosa che non si verifica ad esempio proprio dalle nostre parti. Si parlava prima di un Mitilla che importa prodotto spagnolo, lo importa quando ad esempio la nostra laguna non è in grado di mettere nel mercato le cozze perché stanno ancora maturando. Si importa prodotto estero, viene dichiarato al consumatore nell'etichetta, perché è fondamentale che tutte queste indicazioni ci siano nell'etichetta fornita al consumatore finale, ed è importante far sapere cosa succede. Ad esempio, ci sono studi che hanno dimostrato che la cozza spagnola, una volta importata in Italia, immessa per 29 giorni, quindi hanno anche stabilito il periodo, immessa per 29 giorni nella laguna veneziana a Pellestrina, va ad assorbire, ad apprendere le caratteristiche del luogo ed è praticamente per gusto, per proprietà organolettiche del tutto uguale alla cozza nata e cresciuta. L'importante è però appunto farle fare un certo procedimento di riconoscimento e di adattamento ai luoghi. Sì, avvocato, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, quindi io però prima volevo chiederle un'ultimissima cosa. Intanto ricordo l'appuntamento, il webinar di venerdì 27 novembre alle ore 17:30 sulla piattaforma Zoom, e per chiudere volevo chiederle però di cosa si occupa l'Osservatorio del diritto agroalimentare e vitivinicolo, proprio in 15 secondi. In 15 secondi si occupa della bellezza italiana, dei nostri prodotti, si occupa di conoscerli e farli conoscere a tutti, in modo da esaltarne le caratteristiche e potenziarne la diffusione. Bene, la ringrazio, è stata esauriente, e c'è anche un sito internet a questo proposito, quindi chi volesse vedere un po' meglio l'osservatorio, conoscere un po' meglio l'osservatorio, c'è anche un sito internet. E ringraziamo l'avvocato Elena Zennaro per essere stata qui con noi oggi, e un arrivederci a tutti alla prossima occasione. Buongiorno. A presto, buona giornata.